La Pro Favara Calcio pronta per la gara di andata della semifinale nazionale per la promozione in Serie D. L'incoraggiamento anche da parte degli alunni delle scuole Rino, Pitanza. Mister, tutto è pronto per questa trasferta, la gara di andata, allenamento diciamo quasi di rifinitura e quindi tra un po' si parte. Sì, siamo arrivati finalmente a questa partita dopo un mese di attesa. Abbiamo lavorato, devo dire, abbastanza bene, i ragazzi stanno tutti bene, abbiamo recuperato quasi tutti, quindi siamo abbastanza positivi per quelle che ci aspettano la partita domenica. Sappiamo che è una partita difficile, ma arrivato a questo punto non ci sono partite facili. È anche vero che si gioca in 180 minuti e bisogna essere abbastanza bravi a saper gestire le situazioni che si vanno a creare. Tutto è pronto, si parte per la Campania, si parte per una gara che comunque dovrà essere dal risultato positivo. Sì, speriamo. Dopo tutto quello che abbiamo fatto è quello che ci auguriamo tutti. I ragazzi stanno bene, il mister ha tutta la squadra a disposizione e quindi chiunque scenderà in campo scenderà col massimo della concentrazione. Ecco, abbiamo notizie positive dell'infermeria vuota, si incontra una squadra che comunque merita ovviamente rispetto. Ecco, come si sta preparando questa trasferta? La partita si prepara da sola, perché quando ci sono queste partite i giocatori mettono tutto quello che c'è da mettere dentro il campo e non lasceranno sicuramente niente al caso. La squadra che affrontiamo è una squadra che ha dei giocatori importanti come li abbiamo noi, però noi rispettiamo tutti, ma è chiaro che cerchiamo di fare la solita partita e poi vinca il migliore. Sì, finalmente facciamo questa partita importante per tutta la città di Favara. Oggi ci sono venuti a sostenere anche i nostri tifosi, i nostri ultras. Lo dobbiamo fare per tutta la città perché vogliamo il ritorno in Serie D. Noi logicamente ci stiamo preparando, incontreremo una squadra importante come noi, però cercheremo di vendere cara la pelle. Dopo un lungo periodo di stop finalmente si torna a giocare. Non importava quale squadra tra Nola e Pompei potevamo prendere, ma siamo pronti. Già fino ad oggi è il penultimo allenamento che facciamo qui a Favara, siamo pronti per disputare questa semifinale. Ecco, con che sensazione, con che giusta tensione affrontate questa gara? Sicuramente la tensione è quella giusta per affrontare una semifinale di andata di playoff. Ovviamente tutte e due le squadre sappiamo la posta in palio che ci stiamo giocando e speriamo di trascorrere una bella domenica di sport. Ma sono sempre partite importanti, partite belle da preparare, partite belle da affrontare, e avere questa gente oggi ti fa capire che stiamo facendo qualcosa che a Favara è mancato e noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ecco, lo spirito di gruppo è quello che sicuramente darà un vantaggio alla Pro Favara, su questo ci siamo. Sì, assolutamente, è quello su cui abbiamo basato tutto dal 31 luglio, quindi dobbiamo lavorare da squadra, soprattutto la prima partita perché le difficoltà saranno tante, ne incontreremo di diverse e quindi da gruppo dobbiamo uscirne per poi giocarci il ritorno alla grande. Anche i ragazzi della scuola oggi qui allo stadio Bruccoleri per tifare Pro Favara? Sì, ovviamente per tifare il Pro Favara. E inoltre il nostro maestro ha fatto soprattutto questo PON, che si chiama PON di giornalismo, per innanzitutto toglierci dai cellulari, quindi da distaccarci dai cellulari, dai telefonini, quindi dalle TV. Ma non solo, soprattutto per farci capire anche la cultura, insomma tutto quello che c'è dietro ogni singola cosa, quindi farci capire e farci apprezzare le minime cose. E quindi questo PON nasce proprio per questo, ma non solo, qua siamo venuti non solo per vedere cosa c'è dietro il pallone, quindi anche tutte le organizzazioni, ma non solo, anche per tifare, come ha detto il nostro signore, per tifare il Pro Favara.